avete fatto azioni come quella di innalzare i livelli massimi di inquinamento nelle zone militari. Avete detto se lì c'è inquinamento 100 e la norma consente solo 10, noi non è che facciamo abbattere il livello di inquinamento, spostiamo la norma da 10 a 100 per legittimare ciò che era illegittimo e illegale. Lo avete fatto un mese fa. E manco farla apposta con una modifica urbanistica sostanziale. Avete fatto la più grande trasformazione urbanistica del nostro paese, avete trasformato 35.000 ettari da zone verdi, da zone che teoricamente erano sul piano paesaggistico inquadrate nelle zone agricole, le avete trasformate in zone industriali, con un'operazione davvero da criminali dell'ambiente, senza usare parole che possono essere offensive. E dall'altra, con questo provvedimento intervenite ancora sulle bonifiche, perché dite le bonifiche non si sono fatte perché c'erano le procedure complesse. È falso. Le bonifiche nel nostro Paese non si sono fatte perché c'è la connivenza tra le parti politiche che vengono finanziate, i partiti, gli uomini della politica vengono finanziati sotto banco da chi ha inquinato e pertanto tutte le norme che esistevano non sono state mai messe in essere. L'ENI è uno strumento che dimostra, lo dimostra il rapporto Torres. Io ho fatto il decreto nel 2003 in cui individuavo quell'area come area ad elevato rischio ambientale, il governo la ratificò allora. Ebbene, da allora non si è speso un euro in bonifiche. E si è arrivati da qualche settimana a fare un appalto dove l'ENI ha scelto le sue imprese della sua vendor list senza chiamare una sola impresa regionale e utilizzando il circuito delle imprese amiche, quelle che sono contemplate nel suo sistema per realizzare chissà come, chissà con quale controllo quei primi 60-70 milioni di euro di bonifiche. Cioè un sistema corrotto. Sulle bonifiche che dovrebbero essere elemento di trasparenza perché si tratta di un'imposizione di rispetto di norme, di interesse pubblico, l'ENI fa trattativa privata per foraggiare il non fare le bonifiche. Viene foraggiato nel nostro sistema, nel nostro Paese, il non fare le bonifiche.